Cortocircuito burocratico all'italiana, così i parlamentari veneti sul caso dell'Agenzia delle Entrate che si rivale sul figlio delle vittime di Gorgo al Monticano per incassare una tassa che avrebbe dovuto pagare il killer. Il caso, promettono i politici, già all'attenzione del governo. Colti in flagrante ma subito liberati per effetto della riforma Cartabia che chiede l'immediata denuncia delle vittime, in questo caso assenti, la vicenda dell'hotel di Jesolo e la rabbia delle categorie. Fa discutere il durissimo sfogo sui social di un barista di San Donà di Piave colpito dai ladri, ma l'esercente non arretra, dobbiamo difenderci, dice la legge, non ci tutela. Non ce l'ha fatta la 68enne di Conegliano, rimasta gravemente ferita insieme al marito nello schianto di ieri lungo la Pontebana a Villorba. L'uomo sempre grave in ospedale, è già la seconda vittima in 7 giorni nel 2023 nella Marca. Finti funzionari di banca e raggiri via SMS, scoperta banda di truffatori grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Castelfranco, rubati 50.000 euro a 15 vittime. Emendamento alla manovra, via libera agli agricoltori per raccogliere i detriti di legname portati dall'acqua su spiagge, laghi e fiumi durante mareggiate e alluvioni. Non saranno più considerati rifiuti speciali, comuni e consorzi sgravati dalla spesa. Continua il cordoglio anche in Veneto per la morte di Gianluca Vialli, il ricordo di Patrizia Benini, direttrice dello IOV. La sua forza, dice, nella lotta alla malattia è stata un esempio. È morta a 104 anni Suor Luisidia Casagrande, trevigiana di Revine Lago, storica caposala del laboratorio analisi dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Durante la guerra, con una singolare stratagemma, salvò l'attività della struttura. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con le reazioni politiche per la vicenda che coinvolge il figlio dei coniugi Pellicciardi massacrati a Gorgo al Monticano. L'Agenzia delle Entrate si rivale su Daniele Pellicciardi per incassare una tassa che avrebbe dovuto pagare il killer. Un cortocircuito burocratico all'italiana, dicono i parlamentari veneti e trevigiani, che promettono il caso già all'attenzione del governo. Siamo in Italia e bisogna prendere questo con il discorso della burocrazia lenta e questi errori che ancora vengono commessi. Presentare il conto a Daniele Pellicciardi, figlio delle vittime del massacro di Gorgo al Monticano, per la tassa di iscrizione di una sentenza che avrebbe dovuto pagare il condannato per quell'orribile delitto, l'albanese Naim Stafa, è un cortocircuito burocratico che fa saltare sulla sedia i parlamentari trevigiani di ogni schieramento. Umanamente credo sia una cosa assolutamente inaccettabile e giuridicamente una cosa che vada assolutamente corretta. Credo che in questi casi le istituzioni, lo Stato dovrebbero riservare forse più attenzione alle singole storie e in particolare alle storie delle vittime. Se c'è qualcosa che come rappresentanti del territorio, come parlamentari del territorio possiamo fare in questo senso, saremo assolutamente a disposizione. 1.639 euro addebitati a Stafa all'esito della causa per il parziale risarcimento di Pellicciardi, che l'albanese come nullatenente non può pagare e di cui dovrebbe farsi carico il Ministero dell'Economia. Ma quel passaggio è saltato e l'Agenzia delle Entrate si rivale sul figlio della coppia trucidata che sta cercando di fare opposizione alla richiesta, una stortura a cui va posto rimedio, così come, ricorda Coin, il mancato risarcimento da parte dell'INAIL ai genitori di Giuliano De Seta, lo studente diciottenne morto in alternanza scuola-lavoro a Noventa di Piave. Queste persone, dopo aver subito uno shock, un trauma, il più pesante possibile come quello della perdita di una persona cara, non possono anche essere vittime della burocrazia o dell'assenza dello Stato. Così si invitano i ladri a venire a rubare in Italia. Associazioni di categoria furiose a Jesolo dopo che 2 ladri fermati dalla polizia mentre rubavano in un hotel sono stati rilasciati per effetto della riforma Cartabia che non prevede l'arresto in assenza di denuncia. Colti in flagrante dalla polizia subito dopo una spaccata all'hotel La Pineta di Viale Orienti a Jesolo e immediatamente lasciati liberi perché con la riforma Cartabia per l'arresto è necessaria l'immediata denuncia da parte di chi ha subito il furto. Alla coppia di ladri non sarà perso vero caversela con una semplice declinazione delle proprie generalità prima di tornare a piede libero, così come non pare vero all'Associazione Jesolana Albergatori e all'Ascom, che esprimono sgomento e preoccupazione per un fatto reputato gravissimo. Ti sembra quasi uno scherzo. Poi ti rendi conto che purtroppo il paese Italia
non ti dà nessun tipo di tranquillità e di sicurezza. Il cittadino si sente totalmente inerme. Le prime reazioni sono quelle di dire: ma veramente riusciamo a fare delle leggi di questo tipo? Veramente riusciamo a mettere in libertà gente presa sul fatto che sta compiendo un reato? Assieme al presidente di Confcommercio Angelo Faloppa, anche Pierfrancesco Contarini dell'Associazione Albergatori teme gli effetti devastanti che ora potrà avere quanto accaduto l'altra sera, vale a dire un aumento dei furti con la garanzia di una sorta di immunità per i ladri. Francamente è quasi un invito a tutti quanti a dire: venite in Italia, che tanto è l'unico paese al mondo dove potete fare quello che volete, potete delinquere, potete spacciare, potete rubare, potete entrare sulle case delle famiglie, potete fare tutto quello che volete, tanto resterete non solo impuniti, non solo non verrete arrestati, ma non vi faremo neanche il processo. Da tempo Jesolo chiede più forze dell'ordine non solo d'estate ma anche d'inverno. Se però le forze dell'ordine non sono messe nelle condizioni di offrire la sicurezza che gli si chiede, allora, dicono qui, la riforma Cartabia deve essere cambiata immediatamente, almeno sotto questo aspetto. Questo penso che lo chieda a tutta Italia dopo quello che è successo e dopo l'esempio dell'altro giorno, penso che lo chieda a tutta Italia e sono convinto che questo governo metterà mano alle anomalie di questa riforma, che avrà dei fondamenti, come dicevo prima, ma senz'altro deve essere riformata. E fa discutere il durissimo sfogo sui social di un barista di San Donà di Piave colpito dai ladri, ma l'esercente non arretra e dice: dobbiamo difenderci. Siete entrati a casa mia, spero con le telecamere esterne di vedervi. Entro quest'anno sarete cenere. Vi scoverò io e vi porterò a cremare. Parole pesantissime scritte sui social da Fabio Busanel, titolare del Caffè Mio di Viale 13 Martiri a San Donà, ai ladri che nella notte tra giovedì e venerdì si sono impadroniti del fondo cassa del suo bar, circa 250 euro, e di un PC portatile con il quale gestiva la musica nel locale e molte cose personali. E questo lo ha riempito di rabbia. Ed è brutto, e poi è brutto arrivare a farsi giustizia a sé, giustamente, però se la legge non cambia e chi lavora non è tutelato, sia delle forze dell'ordine che noi commercianti in prima linea o anche uno a casa che vive, è normale che poi alla fine purtroppo certe cose ti vengono in mente di farle, sbagliando o meno, poi cosa fai? È il primo episodio del genere dopo 30 anni dietro a un bancone, sottolinea Busanel, tra le persone, tante delle quali passate a esprimergli solidarietà, tra loro nessun politico. Il ristoratore si sente tradito dalle istituzioni, soprattutto dalle leggi che non mandano dietro le sbarre gli autori di questi reati, quasi costringendo chi li subisce a farsi giustizia da sé, fino ad armarsi. Dobbiamo essere, secondo me, preparati a tutto. Il problema è che purtroppo, anche quando ci si difende, quando ti arriva un ladro in casa, alla fine si passa sempre dalla parte del torto. Devono anche loro capire che se non cambiano le regole si arriverà a questo. Busanel, anche sulla scia di altri fatti del genere successi a San Donà, Jesolo, Mestre, invita tutti a non tacere. Non dobbiamo avere omertà, ma dobbiamo sempre combattere questa criminalità, non aver paura e dire le cose che sappiamo, anche perché poi è nell'interesse di tutti, insomma. Tragedia sulla strada, non ce l'ha fatta Loredana Matterlin, la 68enne di Conegliano, rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Pontebana a Villorba in provincia di Treviso. La donna, morta alcune ore dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate, si trovava a bordo dell'auto guidata dal marito 71enne, rimasto a sua volta gravemente ferito e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'auto, su cui viaggiavano anche altre due persone, un uomo e una donna, seduti sui sedili posteriori, feriti in modo non grave, trasportati all'ospedale di Conegliano, stava procedendo da Conegliano verso Treviso e si è scontrata con un carro attrezzi guidato da un 50enne di Nervesa della Battaglia che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Il carro attrezzi stava trasportando un'auto d'epoca e nello scontro è finito nel fossato a bordo della carreggiata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Villorba, ad invadere l'opposta corsia di marcia sarebbe stata l'Opel Astra, forse per un malore del 71enne alla guida. Loredana Matterlin è già la seconda vittima di incidenti sulle strade della Marca da questo inizio 2023. E incidente questa mattina lungo la A4, chiuso per un paio di ore il casello di Padova Est, uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco.
Il casello di Padova Est chiuso, il traffico a rilento questa mattina in A4 in direzione Padova per un grave incidente in autostrada che è avvenuto intorno alle 8:30. 2 auto sono rimaste coinvolte, le 2 vetture si sono schiantate e una ha preso fuoco, tra le persone rimaste leggermente ferite. Tutti quanti gli occupanti dei mezzi coinvolti fortunatamente sono riusciti ad uscire da soli prima che il rogo divorasse le carrozzerie delle auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Padova che hanno prontamente domato le fiamme. In autostrada sono arrivati anche i medici del SUEM che hanno prestato le prime cure alle 3 persone ferite. Immediatamente è stato chiuso lo svincolo che da Venezia portava a Padova Est, mentre il traffico è stato deviato verso l'uscita di Padova Ovest con la segnalazione attraverso i pannelli a messaggio variabile. Il casello di Padova Est è stato riaperto intorno alle 10:30. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polstrada. Truffe bancarie via SMS, smascherata una banda di truffatori campani grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Castelfranco e al lavoro dei carabinieri. Non la solita truffa online via mail, di più, la banda di frodatori, fingendosi dirigenti della banca di turno, si spingeva oltre, chiamando pure al telefono i truffati per chiedere loro di non accedere al conto corrente online per 24 ore, avendo così il tempo necessario per svuotarlo. Truffatori smascherati grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Loria, che dopo aver fornito i codici d'accesso si è ritrovato un ammanco di 2.000 euro. L'indagine è partita da una denuncia querela presentata da un cittadino di Loria presso la stazione Carabinieri di Riese Pio X, quindi è stata iniziata questa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e che ha permesso di individuare i responsabili di questa truffa in 5 soggetti già conosciuti alla giustizia, residente in area campana, responsabile appunto di truffa in concorso. I 5 truffatori, tutti napoletani di età compresa tra i 20 e i 75 anni, già con precedenti penali, ora denunciati, sebbene a piede libero, con la tecnica di finti SMS e finte mail di banche e uffici postali, con il ventenne di Loria di Castelfranco, erano riusciti a svuotare i conti di un totale di 15 risparmiatori, agendo anche in Lazio ed Emilia Romagna, per un importo totale di ben 50.000 euro. Così dalle indagini dei carabinieri di Castelfranco. Questa vittima, che ha presentato denuncia querela, è stata avvicinata attraverso un SMS che gli è giunto sull'utenza telefonica, dove compariva un link che è risultato essere falso, apparentemente riconducibile a un istituto di credito. I consigli dei carabinieri a non fornire dati sensibili, quali i numeri e le password dei conti correnti. Si tratta di truffa e svuotaconto. Nel dubbio chiedere consiglio su come procedere alle stazioni carabinieri che sono sul territorio. Voltiamo pagina, gli autonomi continuano a pagare più tasse dei dipendenti anche con la flat tax a 85.000 euro, lo sostiene uno studio della CGIA di Mestre. Secondo il coordinatore Paolo Zabeo sulla questione si è fatto tanto rumore per nulla. I lavoratori autonomi continueranno a pagare più tasse dei lavoratori dipendenti anche con l'innalzamento della flat tax fino a 85.000 euro di fatturato. Lo sostiene uno studio della CGIA di Mestre, secondo il quale solo nella fascia di reddito tra i 60 e i 65.000 euro le partite che si avvalgono della cosiddetta tassa piatta pagheranno meno. La nuova flat tax avvantaggerà solo pochissimi lavoratori autonomi e con un costo annuo per le casse dello Stato molto contenuto. E dal confronto con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, le partite IVA continuano a pagare molto di più. Secondo un'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 2021, sarebbero al massimo 140.000 i lavoratori autonomi che con lo slittamento della soglia di fatturato a 85.000 euro godrebbero del vantaggio fiscale garantito dalla flat tax, con un costo aggiuntivo per le casse dello Stato di 404 milioni di euro all'anno. Chi in queste ultime settimane ha gridato allo scandalo, quindi, secondo il coordinatore dell'ufficio studi CGIA Paolo Zabeo, dovrebbe ravvedersi. Basta quindi mettere gli uni contro gli altri. L'unica cosa da fare è ridurre le tasse drasticamente ad ogni contribuente, sulla base del principio pagare meno per pagare tutti. E c'è un articolo della legge finanziaria voluto fortemente dal Veneto che rivoluzionerà il modo di gestire fiumi, laghi e litorali, rendendo utile ciò che ora è considerato rifiuto speciale. Sentiamo di che cosa si tratta. Una norma innovativa
Da tanto tempo chiedevamo un intervento di questo tipo perché sappiamo come sono le condizioni dei nostri fiumi in determinate situazioni, e questo in primis permette di tener punito gli alvei, e questa è la cosa più importante. Secondo, dà la possibilità di creare reddito. Un articolo di legge che in un colpo solo rende più sicuro il nostro sistema idrogeologico, rende utile ciò che viene considerato rifiuto speciale, incentiva l'utilizzo energetico da fonti rinnovabili, creando nuove opportunità economiche. È questo, approvato all'interno della legge finanziaria, che dà agli agricoltori la facoltà di intervenire su fiumi, laghi, ma anche spiagge per ripulirle dal legname trasportato dalle acque. È una legge molto importante che come Veneto abbiamo caldeggiato, perché dà la possibilità a tutti gli imprenditori agricoli di raccogliere legname dai fiumi, dagli alvei, addirittura anche dalle sponde nelle spiagge, quindi nel mare. I residui legnosi che arrivano lo possono prendere, prelevare, lavorare, utilizzarlo per l'autoconsumo o addirittura venderlo facendone, che ne so, cippato piuttosto che pellet. Per certi versi una rivoluzione che coinvolge non solo il mondo agricolo. Questo era un problema per i comuni, ma anche per gli operatori balneari, perché molti hanno in concessione le spiagge, quindi diventa un costo anche questa situazione. Tra l'altro lo smaltimento diventa un costo, mentre così lo possono smaltire con l'utilizzo di un imprenditore agricolo che viene a raccogliersi il legname e poi lo riutilizza. Quindi questa secondo noi è una norma innovativa che come Veneto abbiamo caldeggiato, che è stata recepita. Ora si attende il decreto ministeriale che entri un po' nei dettagli della questione. La legge punta soprattutto a proteggere il sistema idrogeologico, scongiurando quindi il pericolo già affrontato in passato, ad esempio che tronchi e sterpaglie fermandosi tra le arcate dei ponti facciano da diga, con notevoli problemi per stabilità e del flusso delle acque. Interventi delicati che per questo devono essere fatti esclusivamente da professionisti della terra. Questa norma nasce appunto dal settore agricolo che l'ha richiesta, in primis la Regione Veneto, ed è appunto legata alla partita IVA agricola, quindi all'azienda agricola, questo per evitare anche che si creino situazioni imbarazzanti dove magari molta gente che non ha neanche professionalità in merito si rechi a raccogliere legname, creando anche un po' di confusione. Il rischio è anche di chiedere l'intervento, che ne so, magari della protezione civile, delle proloco, di volontari che poi sono anche sempre a rischio nel fare questo tipo di mestiere. Invece così l'abbiamo codificata e dato la possibilità anche di creare una rendita economica importante. Basta chiacchiere e simpatie che hanno rovinato il partito anche qui nella Marca, e rimettere al centro i temi del Nord. L'appello dell'ex senatore leghista Giampaolo Vallardi a chi tra i 4 candidati diventerà segretario del Carroccio in provincia di Treviso, attesa intanto per l'ufficialità della data. Io ero uno di quelli che facevano i banchetti per la Venezia-Monaco, no? E adesso vedere che uno dei temi principali diventa il ponte sullo stretto del Messina, un attimo di disagio da leghista, questo è forte, è sintomatico, ma come me tantissimi. 10 anni a Palazzo Madama, presidente della Commissione Agricoltura, fiero di essere stato il parlamentare veneto con più presenze in Senato, diceva all'indomani della sua per molti clamorosa esclusione dalla candidatura alle elezioni del 2022. Giampaolo Vallardi, di motivi di malumore nei confronti dei vertici della Lega, ne ha più di uno da tempo. Ma non è la sua corsa mancata a irritarlo di più, quanto l'atteggiamento del Carroccio romano, lo stesso finito nel mirino delle proteste degli ultimi mesi, anche e soprattutto dal Veneto e dalla Marca, e che i militanti sperano di vedere cambiato, almeno territorialmente, con i congressi. A Treviso si attende la data ufficiale per fine gennaio. Ancora non sappiamo nulla, dice Vallardi, che chiede comunque un cambio di rotta. Da militante voterò chi ha il programma che sostiene le tesi del Nord. In questo momento vedo un partito che è troppo sbilanciato al centro-sud, i temi vecchi, cari vecchi temi del Nord sono un po' lasciati, devo dire anche in disparte, a parte l'autonomia. 4 candidati, da Luciano Dussin, per molti il favorito, all'onorevole Dimitri Coin, da Riccardo Barbisani a Giuseppe Paolin, un partito diviso in 4. Vallardi non ha ancora deciso con chi si schiererà, ma l'appello al futuro vincitore è chiaro. L'importante è che non si faccia condizionare dalle chiacchiere, non si faccia condizionare dalle simpatie, cosa che, lo dico ma senza polemica, ma è la realtà, è successo in questi ultimi anni, che ci ha portato inevitabilmente poi a quella perdita di consenso che qualcuno dice è solo nella testa di alcuni, ma invece secondo me è reale, quei risultati disastrosi che hanno visto un partito che all'europea era il 49,9% e che adesso viaggia
ha valori insomma, che abbiamo visto alle recenti elezioni che sono anche imbarazzanti. Continua il cordoglio anche in Veneto per la morte di Gianluca Vialli. Il ricordo di Patrizia Benini, direttrice dell'Istituto Oncologico Veneto. La sua forza nella lotta alla malattia, dice, è stata un esempio. Al di là della fede calcistica di chiunque, Gianluca Vialli è stato un simbolo del bel calcio italiano, il mito di generazioni di ragazze. Nell'ultima fase della sua vita, uno dei principali artefici della vittoria agli europei degli azzurri nell'estate del 2021. La morte di Vialli a 58 anni, dopo 5 anni di lotta al cancro, ha colpito particolarmente l'opinione pubblica, proprio perché la sua stoffa da campione si è vista anche al di fuori dal campo di calcio nell'affrontare con forza e tenacia la malattia che si era insediata nel suo corpo nel 2017. Un tumore al pancreas, l'ospite indesiderato l'aveva più volte definito. Ieri, a poche ore dall'annuncio della sua morte, l'ha voluto ricordare anche Patrizia Benini, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, che nel salutare il calciatore ha ricordato una frase pronunciata da Vialli parlando della sua malattia. Ai ricercatori dico: forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi. Per Benini un monito che va ascoltato. Credo che la morte di Vialli abbia colpito, al di là ovviamente della conoscenza del grande calciatore, ma credo che lui va riconosciuto un grande uomo, un grande paziente e una persona che è stata da simbolo anche in questo campo, che è quello della patologia, che è quello dello stimolo alla ricerca, e credo che questo è un grande messaggio che lui ha dato, di sperare fino in fondo, da una parte come paziente e dall'altra parte di stimolare il sistema, i ricercatori agli sforzi massimi per poter ovviamente guarire o far sì che le persone neanche si ammalino. È morta a 104 anni Suor Luisidia Casagrande, trevigiana di Revine Lago, storica capossala del laboratorio analisi dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Durante la guerra, con un singolare stratagemma, salvò l'attività della struttura. Un finto funerale, 4 bare vuote, molta faccia tosta e un gran coraggio. Così, 80 anni fa, Suor Luisidia Casagrande ingannò i tedeschi e salvò il laboratorio analisi dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Perché in quelle bare non c'era alcuna salma, ma il materiale sanitario indispensabile per il funzionamento delle analisi. Era il 1943. Gli ufficiali non controllarono e così, quando i soldati abbandonarono l'ospedale, che era stato trasformato in struttura militare, il laboratorio non perse nemmeno un giorno di attività a favore della popolazione provata dalla guerra. Suor Luisidia, per tutti l'INA, trevigiana di Revine Lago e per 68 anni capossala del laboratorio analisi di Borgo Trento, spentasi in queste ore a 104 anni, era così. Caparbia, decisa, sempre durante la guerra aveva ottenuto la liberazione dell'allora primario del laboratorio analisi che era stato deportato dai tedeschi. Era entrata nella struttura nel 1939, fresca del diploma di infermiera professionale, partita dalla Marca per prendere i voti a Verona. Per decenni una guida. Tra i tanti riconoscimenti, nel 2007 l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica direttamente dalle mani di Giorgio Napolitano. La provetta che arriva al laboratorio in realtà è una persona che attende con ansia una risposta sulla propria salute e quindi sulla propria vita, disse anni fa. Perciò, concluse, ho sempre considerato il sangue e i poveri campioni simbolo intero dell'uomo malato. Continua con successo la stagione sciistica nel Bellunese. A Cortina d'Ampezzo gli impianti inizieranno a chiudere il 3 aprile, mentre resteranno aperti fino alla settimana successiva quelli della schiaria delle Toffane e delle Cinque Torri. Fino al 18 aprile saranno in funzione gli impianti della zona del Ravalles di Passo Falzarego, Col Gallina. E infine, come ogni anno, neve permettendo, in Faloria si dovrebbe poter sciare fino al 1° maggio. L'Epifania non si porta via la stagione sciistica, nonostante le giornate con temperature nettamente superiori alla media che hanno portato alla chiusura di alcune piste. Da Cortina alla Marmolada, da Faichiale ad Alleghe, sugli impianti di risalita la gente non manca. Quest'anno la neve è arrivata al momento giusto e diciamo il fatto che è arrivata la neve invoglia tutti a venire a sciare. Questo dimostra la volontà e la voglia di praticare lo sci dopo 2 anni di crisi Covid. Una stagione che fa quindi sperare possa proseguire fino a Pasqua, magari con nuove precipitazioni. E a beneficiarne sono non solo i comuni dove ci sono gli impianti di risalita, ma anche quelli che offrono strutture alberghiere preziose e necessarie per ospitare sciatori che per le piste delle Dolomiti arrivano da tutto il mondo. C'è un movimento, c'è
pur non avendo noi piste da sci in loco, c'è un movimento, perché Pieve di Cadore comunque rappresenta un punto di riferimento anche per le località dove ci sono le piste. Quindi dal punto di vista alberghiero, dal punto di vista turistico, si aspetta una buona stagione? Sì, credo proprio di sì, credo di sì. Anche l'ultima nevicata di sicuro ha alimentato, ha oleato il volano di promozione turistica che interessa anche un centro come Pieve di Cadore. Un'ultima notizia di sport con il secondo successo della padovana Carlotta Fusetti, in forza alle fiamme gialle in Coppa del Mondo Under 20. Dopo la vittoria della tappa polacca, oggi la scialbolatrice del Petrarca, figlia del nostro collega Federico Fusetti, ha trionfato anche nella tappa ungherese di Budapest. Dopo un girone di qualificazione senza sconfitte, Carlotta in finale ha battuto per 15-10 la padrona di casa Spiez e in semifinale l'altra, ungherese Bataille. La prossima settimana Carlotta Fusetti sarà impegnata in Tunisia in un Grand Prix della categoria assoluti. E con questa bella notizia si chiude la nostra edizione del telegiornale regionale. Vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi, buona serata e buon fine settimana. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Netto cambio di scenario, alta pressione scalzata da un flusso umido atlantico, tempo dunque in peggioramento. Vediamo il dettaglio di domenica 8 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto sin dal mattino. Probabili precipitazioni da sparse a diffuse. Localmente potranno essere anche di forte intensità. Limite della neve in calo fino a 1200 metri sulle prealpi e attorno ai 1000 metri sulle Dolomiti. Temperature ancora invariate, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 6 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui cielo coperto e dal pomeriggio avremo piogge diffuse, in genere moderate, più probabilmente abbondanti verso la fascia prealpina. Temperature stazionarie, minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare e saranno possibili delle precipitazioni nevose oltre i 700 metri di quota. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 6-8 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.